La Confartigianato di Castelfranco guarda al futuro. È proprio il caso di dirlo perché per il 2019 l'associazione è pronta a coinvolgere i più giovani nelle sue attività. Da un lato portando avanti progetti di alternanza scuola-lavoro, dall'altro ridando agli artigiani quella dignità andata persa nel tempo e facendola riscoprire proprio ai ragazzi. È vero che l'artigiano, dandosi da fare, è riuscito a realizzarsi. Sicuramente oggi questa figura non è più vista molto bene dai giovani, in quanto secondo me sono un po' deviati da altre cose. L'idea è quella di organizzare degli open day per gli studenti, che avranno così la possibilità di scoprire quelle che sono le opportunità offerte dal mondo dell'artigianato. Aprire le nostre aziende, come si aprono le scuole, per far conoscere le varie attività che noi facciamo, e sono tantissime, dove tutti i giovani, entrando in un'impresa artigiana, hanno la possibilità di crescere, arrivando con poca conoscenza, con poca professionalità, possono uscire dopo 2 o 3 anni sicuramente con un'elevata professionalità. Professionalità che purtroppo in alcuni settori ancora mancano. Il 2018 per la Confartigianato di Castelfranco, che ha festeggiato i 60 anni di attività, si chiude positivamente con 64 nuove aziende associate. Meno positivo lo stato di salute delle imprese artigiane del territorio, soprattutto in alcuni settori. La crisi dei trasportatori che non trovano dipendenti, quindi vuol dire che attività c'è da fare. Il comparto edile, manca di nuove leve, di nuove forze professionali.